Ci troviamo nelle scuole primarie di San Daniele del Friuli, che recentemente sono state oggetto di un intervento di efficientamento energetico finanziato da una misura europea PORFERS 2014-2020. Questa misura di finanziamento di 1 milione di euro è stata affiancata da un contributo di 900.000 euro per complessivo 1,9 milioni da parte del conto termico, dal momento che si voleva avere una buona copertura finanziaria per arrivare ad una scuola in categoria NZEB, cioè in edifici a energia quasi zero. I lavori sono partiti praticamente nel luglio del 2019. Abbiamo centrato l'obiettivo di rientrare nella scuola subito dopo le festività natalizie del 2020-2021. Assieme a questi due percorsi di intervento, in accordo con gli amministratori e in accordo con la dirigenza scolastica, abbiamo pensato di fare uno sforzo per un terzo intervento di risanamento conservativo che era finalizzato a dare colore, a dare struttura, a dare un buon microclima, in modo che le attività scolastiche si svolgessero anche in un contesto amabile, in un contesto di allegria e di comfort. Il lavoro di riqualificazione energetica e di ristrutturazione della scuola primaria di San Daniele è stato un lavoro complesso che ha richiesto un forte coordinamento e una sinergia tra l'istituzione scolastica e il Comune di San Daniele. Questo ha significato dover trovare una destinazione diversa per gli alunni nel tempo in cui si sono svolti i lavori e successivamente riportare i ragazzi nella loro sede, nella scuola primaria di San Daniele. Però alla fine abbiamo una scuola molto gradevole, molto piacevole, in cui si sta bene in tutte le stagioni perché la temperatura consente sempre di lavorare nel migliore dei modi. Sono ambienti gradevoli dal punto di vista estetico. Possiamo usufruire di ambienti esterni per attività laboratoriali anche in giardino, cioè una palestra attrezzata, la biblioteca che si può vedere alle mie spalle e aule estremamente confortevoli. Per cui, insomma, con soddisfazione si può dire che l'impegno profuso è stato compensato da quello che oggi possiamo offrire a tutti gli studenti che si iscrivono alla scuola primaria.